Come vi ho anticipato nella presentazione precedente, la prova è stata centrata più a una presenza di varietà nuove e test che non alla ripresentazione di varietà commerciali, diciamo, da tempo sul mercato. Abbiamo ovviamente tenuto una parte di varietà rappresentative, però abbiamo cercato di lavorare di più sulle novità. Alcune cose che sono emerse in linea generale dalla prova sono sicuramente il fatto che le ditte continuano a lavorare moltissimo nel miglioramento genetico di questa pianta, quindi c'è un intenso rinnovamento varietale e una dinamicità della genetica che è veramente molto molto marcata su tutte le colorazioni, su tutte le tipologie di stelle. Forse possiamo identificare alcune linee un po' generali da parte di tutte le ditte, il fatto di dedicarsi un po' meno a varietà estremamente rigorose e forse un po' di più alle varietà sicuramente che possono anche dare un buon risultato su taglie grandi, però molto più spesso varietà da coltivare su vaso medio piccolo che almeno sicuramente al nord Europa da sempre, ma sempre di più anche al nord Italia, se non altro diventano le taglie più commercializzate. Altre cose da evidenziare sono sicuramente il fatto di cercare varietà facili da coltivare, con un bel portamento, con una struttura semplice e non eccessivamente aperta, quindi varietà che possono essere sacchettate, varietà che non danno problemi di rotture dei rami e soprattutto che possono essere anche coltivate in densità in modo da avere un miglior risultato della coltivazione. Come tendenze nelle colorazioni, la fa sempre da padrone il rosso brillante, sempre una maggiore presenza anche di rossi aranciati che cominciano a essere sempre più apprezzati nel nostro mercato.